Pronti, partenza via! Siamo alla 29esima edizione di Job. Allora, nel 1989 cade il muro di Berlino, crolla il comunismo, finisce un'epoca e se ne apre una nuova Europa, sulla spinta di giovani che volevano e hanno abbattuto fisicamente il muro, di un papa straordinario, Giovanni Paolo II, che aveva veramente instillato libertà del pensiero cristiano dappertutto, un'Europa che poi è quella che è tornata ad essere una potenza economica, una capacità di lavoro di un territorio straordinario dove Veneto e Italia erano già protagonisti. E oggi, qualche anno dopo, 30 anni dal muro di Berlino, 29 da Job, quindi l'anno dopo inizia questa storia che noi continuiamo a scrivere con lo spirito di chi guarda al futuro, perché è una storia, la nostra, che dobbiamo scrivere a tutte mani. Infatti a Job ci sarà il mondo della formazione, le scuole della formazione, gli istituti professionali, gli istituti tecnici, ci sarà l'università, ci saranno gli ITS, perché i super tecnici di oggi e di domani passano proprio dalla capacità della regione del Veneto, delle regioni italiane che sono protagoniste in un confronto che a Verona ha sempre la platea nazionale con il mondo del lavoro che chiede sempre più nuove competenze e nuove capacità. Ecco, questa storia noi la scriviamo a Job anno dopo anno, c'è il bilancio dell'anno precedente e c'è lo sguardo verso il futuro e questa volta ci impegniamo a guardare fino al 2030.